Professore Mariella Ippolito, candidata anche a questa competizione del 4 marzo, dove esattamente? Allora, io sono candidata nella circoscrizione che va da Mazara a Gela, in seconda posizione. Sono candidata nel collegio di Paternò, in seconda posizione pure, e come capolista Messina Enna, per la lista Noi con l'Italia. Ecco perché ha deciso di candidarsi e cosa pensa di raggiungere gli obiettivi per cui lei è scesa in campo? Allora, io ho deciso di candidarmi perché credo fortemente nel progetto di Noi con l'Italia, perché è un progetto che rispecchia i miei ideali, perché praticamente mette al centro la persona umana ed è la cosa più importante, la persona umana, la famiglia, tutte le fragilità, tutte le povertà, tutti i disagi che la gente comune vive, e proprio perché io li conosco ogni giorno attraverso il mio lavoro, perché io vivo il territorio, cioè lo vivo quotidianamente, so cosa vuol dire essere disoccupati, so cosa vuol dire essere disabili, so cosa vuol dire non poter accedere alle cure, so cosa vuol dire essere tagliati fuori dal mondo del lavoro, so cosa vuol dire essere emarginati. Per cui questo progetto di Noi con l'Italia, che è la quarta gamba, ma secondo me è la colonna del centrodestra, ritrova in me tutto quello in cui io ho sempre creduto. In caso di vittoria di elezione lascerebbe quindi l'assessorato? Io sono abituata a ragionare in termini molto semplici. Oggi io mi candido con Noi con l'Italia, chiaramente mi aspetto consensi a iosa, perché in questi 3 mesi mi sono spesa, mi sono persino incatenata per difendere i più deboli, per quelli che non hanno voce, perché voglio dare voce a chi non ha voce. Dopodiché vedremo, chi vivrà vedrà, lo scopriremo solo vivendo. Parliamo del suo incarico di assessore, ecco, 3 mesi, quali sono le cose più importanti, diciamo, che lei ha portato avanti in questo suo breve periodo di assessorato? Allora, in questo periodo devo dire una cosa importantissima. Prima di tutto, sotto la guida del presidente Nello Musumeci, si è creato un forte spirito di coesione fra tutti gli assessorati che collaborano tra di loro e non ragionano a compartimenti stagni, quindi si è creato un ingranaggio che permette di dare una spinta propulsiva per la Sicilia. E la scelta mia anche di candidatura nel centrodestra è stata una scelta di testa, perché dobbiamo scegliere non con la pancia, dobbiamo scegliere con la testa. Quindi io mi ritrovo ad avere la fiducia del presidente Nello Musumeci e con una squadra eccezionale che parla poco, perché noi non siamo per i proclami, noi siamo per i fatti e non le parole, e che ci impegniamo quotidianamente 20 ore al giorno per cercare di risollevare le sorti di una Sicilia meravigliosa. Il problema importante qual è oggi? Votare centrodestra, ed è importantissimo. Votare centrodestra è importante perché, essendo il governo siciliano di centrodestra, è necessario che il governo nazionale sia di centrodestra.